strumento, come ogni strumento, parla un linguaggio universale, e quindi mi rivolgo a voi bambini: quando nelle vostre case, nelle vostre famiglie o in vacanza avrete modo di suonare questo strumento, sappiate che è uno strumento che si suona tutti allo stesso modo, che parla per tutti la stessa lingua, che esprime per tutti lo stesso suono, e abbiate la cura di picchiare con le bacchette sullo strumento, ma non picchiare mai le mani in nessun altro modo se non per applaudire, e fate di ogni strumento di pace. Purtroppo dobbiamo dire che siamo anche vicini nelle sofferenze, perché prima parlavate che lo strumento non può più essere fatto con la zucca, oppure è più facile farlo con la plastica, è più facile farlo con altri strumenti più chimici industriali che poi sono anche nemici del mondo. Quindi purtroppo anche questo ci avvicina, è un ostacolo, un malcostume generalizzato, quello di abusare della chimica, dei prodotti non naturali che poi possono contaminare il mondo e il mondo che lasceremo a loro. Della propria religione abbiamo imparato delle cose importanti, ma soprattutto abbiamo capito che non ci sono distanze, perché prima, quando avete citato i riti inaugurali di un matrimonio, noi siamo abituati a vederli e chiamarli in un altro modo, ma bene o male l'auspicio, il benaugurio, la benedizione, la purificazione della coppia fanno parte anche della nostra cultura, delle nostre religioni occidentali. Quindi questo per dire che molto probabilmente quelle distanze che a volte pensiamo di avere perché le leggiamo sui libri o le sentiamo dai telegiornali, in realtà sono più distanze mediatiche che distanze. Poi il sindaco rappresenterà invece la provincia proprio perché questo evento, che fa parte di Non Solo Fiera, ha anche il patrocinio della provincia, e quindi non solo a nome del comune, ma poi lo farà il vicepresidente, anche a nome della provincia. Vi ringraziamo per aver organizzato e condiviso con noi questo percorso di cultura che sicuramente ci ha aiutato nell'allargare la nostra visione, i nostri orizzonti. Io direi che partiamo con un applauso per loro che si sono messi in gioco, hanno organizzato e sono stati molto molto bravi. Grazie. Complimenti anche per aver messo tutto l'impegno necessario per l'italiano, per parlare in italiano, che non è così scontato. Tra l'altro avete parlato molto bene, quindi veramente chapeau, complimenti per la vostra preparazione. Io non mi dilungherei oltre, perché poi dopo lasciamo spazio anche ai bambini. Io direi che parlo rappresentando la comunità occidentale, la comunità europea, al di là della propria religione. Abbiamo imparato delle cose importanti, ma soprattutto abbiamo capito che non ci sono distanze, perché prima, quando avete citato i riti inaugurali di un matrimonio, noi siamo abituati a vederli e chiamarli in un altro modo, ma bene o male l'auspicio, il benaugurio, la benedizione, la purificazione della coppia fanno parte anche della nostra cultura, delle nostre religioni occidentali. Quindi questo per dire che molto probabilmente quelle distanze che a volte pensiamo di avere perché le leggiamo sui libri o le sentiamo dai telegiornali, in realtà sono più distanze mediatiche che distanze concrete, e questo ci deve fare riflettere e da un certo punto di vista ci fa anche molto piacere. Purtroppo dobbiamo dire che siamo anche vicini nelle sofferenze, perché prima parlavate che lo strumento non può più essere fatto con la zucca, oppure è più facile farlo con la plastica, è più facile farlo con altri strumenti più chimici industriali che poi sono anche nemici del mondo. Quindi purtroppo anche questo ci avvicina, è un ostacolo, un malcostume generalizzato, quello di abusare della chimica, dei prodotti non naturali che poi possono contaminare il mondo e il mondo che lasceremo a loro. Concludo dicendo che lo strumento, come ogni strumento, parla un linguaggio universale, e quindi mi rivolgo a voi bambini: quando nelle vostre case, nelle vostre famiglie o in vacanza avrete modo di suonare questo strumento, sappiate che è uno strumento che si suona tutti allo stesso modo, che parla per tutti la stessa lingua, che esprime per tutti lo stesso suono, e abbiate la cura di picchiare con le bacchette sullo strumento, ma non picchiare mai le mani in nessun altro modo se non per applaudire, e fate di ogni strumento di pace. Vi benedico. Grazie. Grazie a Cariatù Diallo, una signora che ho avuto modo di conoscere un po' di tempo fa, una vera forza della natura, alla quale va il mio personale ringraziamento. Brava.
per quanto stai facendo, per l'impegno che stai mettendo in questo difficile ma non impossibile compito di integrazione, di relazioni, di scambi interculturali tra la nostra comunità, le varie comunità che nel corso degli anni qui a Castelbelforte si sono insediate. In verità noi qui a Castelbelforte questo percorso lo abbiamo iniziato tanti anni fa, quando parecchi anni fa, come dicevo, si è insediata una prima comunità, una comunità indiana Nirankari che vedo qua presente in maniera numerosa, e per la quale i nostri volontari, un volontario in particolare, Claudio Piovani, si è prodigato proprio per avvicinare le culture diverse, le relazioni diverse, e oggi sulla scorta di quell'esperienza, con l'aiuto di tutte le associazioni locali alle quali va il nostro immenso ringraziamento, oggi si è sostanzialmente un'unica comunità, con le differenze che ci appartengono, che ci distinguono, ma in un'unica grande e forte comunità. Quindi a te il merito per aver organizzato questo evento, alle associazioni locali per averci creduto. Io sono qui in veste di rappresentante dell'amministrazione provinciale, la quale a questa organizzazione, a questo evento fieristico, la quarta edizione dell'edizione di Non Solo Fiera, ma che segue da tantissimi anni dal dopoguerra a venire ad oggi, un classico appuntamento per i castelbelfortesi nella fiera settembrina di Castelbelforte. E quindi grazie alle associazioni che hanno mantenuto viva questa tradizione e che hanno ottenuto, e non è una cosa di poco conto, nemmeno scontata, il patrocinio dell'amministrazione provinciale. Questo a significare che questo tipo di eventi supera le barriere e i confini del paese locale, ma raggiunge un ambito più esteso che quello della provincia, di tutta la provincia di Mantova. Un pensiero ai ragazzini che sono qui questa sera, bellissimi, sorridenti, spensierati, e penso con una forte emozione che oggi noi possiamo avere dei ragazzini sereni, cosa che in altre parti del mondo purtroppo non possono avere. Quindi un po' di tristezza, anzi tanta tristezza, mi prende personalmente il cuore nell'auspicio che da esempi anche di questo tipo, piccoli esempi di comunità locale dove si può coesistere con pensieri, culture, religioni diverse, possa questo messaggio raggiungere anche quei posti dove purtroppo la pace non sanno che cosa significhi, e purtroppo dove la guerra miete tante vittime, soprattutto vittime innocenti quali i bambini. Quindi i nostri bambini possono dirsi orgogliosamente dei bambini fortunati. Detto questo, non mi dilungo oltre perché c'è anche l'intervento di Francesca, e auguro a voi tutti buon proseguimento e soprattutto una buona fiera e buon lavoro a tutti. Grazie ancora. Doppio. Buonasera. Vi è piaciuto, immagino? Avete imparato cose nuove, culture nuove dei vostri compagni di classe, perché insomma siete tutti compagni di classe. Ringrazio le associazioni che hanno scelto anche questo posto per voi e per noi. Ringrazio lei che ha organizzato l'evento insieme ai vari presidenti delle associazioni. Ringrazio tutte queste donne che sono venute. Volevo far venire anche Melania qua. Sì, dai. Vieni. Melania che è una parte importante del nostro paese. Vero? Sì. Grazie. Giusto che lei ci sia, che magari vi dice anche che cos'è lei a Castelbelforte, che cosa ha lei a Castelbelforte. Grazie a tutti per essere stati qua. Questo è il posto dei bambini e degli adulti. Qua abbiamo la biblioteca, qua facciamo gli eventi. Quando volete venire a trovarci siete sempre ben accetti, tutti quanti, piccoli e grandi. Grazie a queste signore per essere qua, per aver ascoltato, e a tutti voi per aver scelto Castelbelforte come vostro posto. Grazie. Ciao. E niente, noi grazie, come dicevamo prima Claudio, siamo una piccola parte di Castelbelforte
E niente, siamo qui dal 2018, si chiama Sant Nirankari Mandal, Sant Nirankari Mission. E niente, il nostro messaggio principale, come anche lo vedo davanti ai miei occhi, è portare il messaggio di fratellanza universale. Grazie. Lui è mio fratello. E niente, vogliamo noi con il nostro movimento ricordare l'uomo, che siamo tutti fratelli e siamo tutti figli di un Dio unico, ed è bello vedere tante persone arrivare da diversi posti in un posto unico, come quando c'è un giardino. Quando vediamo un tipo di fiore dà un effetto, però quando vediamo i fiori di tutti i colori il giardino è molto più bello. Oggi davanti a me c'è un bellissimo giardino. Grazie a tutti, ciao.